Ma insomma, non sono arrivata in tempo. Bellu, racconta cosa hai fatto. Bello, la tipa è rimasta... È andato con le mutande! Vedi che cosa faccio? Insomma, ma questo sacchetto cosa? Allora, non avete fatto uno Vado? Vai indietro, se no non si vede. Ok, bravo, ok. Mi avete fatto un regalo stupendo, non so come ringraziarvi. Questo sacchetto con Samara che mi fa gli auguri. Samara, glielo riapri. Sentiamo come fa Samara. Ecco subito. Ecco Ok, abbiamo sentito Samara. Ho aperto il pacchetto e c'era dentro un For Men, la rivista che non ho mai avuto l'interesse di leggere. E comunque mi sembra che voi ragazzi siete stati più interessati a questa rivista. E poi un paio di slip strepitosi. Questi. E le mollettine, ovviamente che non c'erano quelle sceme. Bello, sì. Volevamo prenderti qualcosa da fare, vi offro da bere sicuramente. Stai buona un attimo. Le rose? Basta, c'è che rose. Rose, insomma. Bellissimo, Cioè, scusa, noi abbiamo fatto ti regali le rose, una rosa. E tu non dici niente? Grazie. Fai almeno finta di commuoverti. Fai così. Asciugati le lacrime con le rose. Dai. Grazie ragazzi. Sì, con le rose. Con le spine davvero. Ok. Bello. Fai una cosa intelligente sul compleanno? Certo! Una frase intelligente su. No, una frase intelligente. Ti regalerò una rosa. No, vabbè, regalo stupendo. Sei state troppo brave. Il trio anti-lei più mela oppure meteca più ali ho messo insieme meteca ali ha colpito ancora. Niente, tipo vi mi ordino. Niente, appena arriva la signora cameriera e vi ordiniamo cosa avere, dai che vi offro io, va bene? Va bene. Fate una considerazione sul compleanno, dai. Anche tu, me? Di qualcosa di intelligente sul compleanno. Auguri! Yeah! Ok. Carta e tequila boom boom.